Arriva anche Crown Steak dietro le ali dell'autostart, allora si può iniziare con le operazioni di partenza per questo secondo tentativo di partenza, mentre l'ambulanza ha accompagnato fuori dalla pista Roberto Faticoni, colpito da un calcio del cavallo di Lancris. Si va in partenza. L'1 Don Pippo Dani, 2 British Matley, 3 Crown Stecca, 4 Cannibal, 5 Venanzo Jet, 6 Velorama Gaps, 7 Barolo Griff, 8 Stecca Dimar, 9 Duana Chuck SM, 10 Cedro Pro, 11 Dylan Chris, 12 Becker Griff. E la macchina inizia a prendere velocità a metà della piegata di sinistra, si appresta a lanciare i concorrenti per la settima e conclusiva corsa della serata. Problemi per Cannibal. Partiti. Veloce Crown Stecca all'esterno, Velorama Gaps che va a chiedere strada. Numero 4 Cannibal squalificato. In corda rimane Don Pippo Dani che precede il numero 7 di Barolo Griff, poi a Stecca Dimar con Crown Stecca che rimane al comando dopo 200 metri passati in 15,1. Crown Stecca in vantaggio, Velorama Gaps che cerca di riprendere in mano ma sbaglia, avanza all'esterno. Numero 6 Velorama Gaps squalificato. Becker Griff aggira British Matley e va a portarsi in avanti 400 metri in 31,2. Crown Stecca nei confronti di Don Pippo Dani, Becker Griff allo scoperto, in corda rimane Barolo Griff che precede a Stecca Dimar, seconda pariglia British Matley, il quale è avanti a Dylan Chris che prova a muovere in terza ruota dopo 600 metri passati in 47. Crown Stecca in vantaggio, Becker Griff al suo esterno, poi Don Pippo Dani, Dylan Chris proteso in terza ruota, 1,2 per i primi 800 di gara, con Crown Stecca che controlla l'avanguardia. Don Pippo Dani sempre nella sua scia, all'esterno Becker Griff, in pariglia British Matley, il primo chilometro di Crown Stecca in 1,17,3 con il leader che cerca di respingere le offensive di Becker Griff che si fanno più intense ora a 450 metri dalla conclusione, la retta opposta alle tribune in accelerazione in 14,5, in vantaggio sempre Crown Stecca, all'esterno Becker Griff, in corda Don Pippo Dani, in pariglia British Matley, non è cambiato nulla quando siamo all'ingresso addirittura d'arrivo. La piegata passata ancora in 15,5, in vantaggio Crown Stecca, si butta dentro Don Pippo, a largo Becker sul passo, Crown Stecca in vantaggio che si difende da Don Pippo Dani, Crown Stecca e Don Pippo Dani che lottano fin sul traguardo, Crown Stecca si salva da Don Pippo Dani, poi Becker Griff, 33 ad arrivare. 1,16 ragguaglio cronometrico per il percorso di testa vincente di Crown Stecca che si impone in bello stile, bel percorso di testa per il numero 3 dello schieramento che porta a casa la vittoria in difesa negli ultimi metri nei confronti di Don Pippo Dani che si infila in open stretch ma non riesce a batterlo. Il successo in chiusura per Crown Stecca, Daniele Quarneti che è allenatore e proprietario del 6 anni da Napoleon Bar, guidato da Giuseppe Viti.